Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. Cominciamo dai titoli. La Regione ha 1 miliardo e 600 milioni di euro destinati all'edilizia sanitaria, non ancora spesi alcune delle risorse disponibili già destinate alla costruzione di 3 grandi ospedali, dei quali però al momento c'è poco o nulla. Tutto deciso, il 6 marzo prossimo partirà l'operazione sgombero del ghetto di San Ferdinando, i dubbi della USB, quale futuro per i migranti? Domani urne aperte per la scelta del segretario nazionale del PD, in Calabria si gioca una doppia partita per la leadership in regione. Una bottiglia con liquido infiammabile e un accendino lasciati accanto alla porta d'ingresso del sindaco di Roccabernarda, indagano i carabinieri. La Camera Penale di Cosenza ha ospitato un interessante dibattito sulla triste vicenda umana di Enzo Tortora, toccante testimonianza di Francesca Scopelliti. Fatale un'autorete di Dermacu allo Zaccheria di Foggia, i silani hanno dominato la gara sciupando una ghiotta occasione con Mungo, pareggio del Crotone a Padova. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. In primo piano ancora la sanità. Anche nell'edilizia ci sono esempi di finanziamenti non ancora utilizzati dalla sanità calabrese, mentre i cittadini sono spesso costretti a curarsi in strutture fatiscenti. Vediamo. Non può essere una giustificazione il mancato controllo della Regione sul denaro drenato dalle altre regioni nel complesso sistema della immigrazione sanitaria. La cifra impegnata ogni anno non è poca cosa, perché si tratta di 301 milioni di euro. Ebbene, scopriamo ora che una fetta tutt'altro che rilevante, vale a dire 4 milioni di euro, sono stati spesi in maniera impropria, che sono quindi stati sottratti al sistema sanitario regionale per pagare le cure ai cittadini non calabresi. Assurdo. Le cose che accadono in sanità in Calabria sono a dir poco sconcertanti, ma com'è possibile che in questi anni nessuno si sia preso la briga di verificare i conti? Nessuno che abbia ritenuto doveroso seguire il flusso di denaro che la Calabria versa ogni anno nelle casse delle strutture sanitarie delle altre regioni. Difficile da mandare giù una situazione del genere se si pensa alle difficoltà in cui versano i nostri ospedali, alcuni dei quali non degni di un paese civile, come evidenziato anche nel recente servizio delle Iene dal titolo emblematico Ospedali da incubo. Ebbene, tutto può permettersi la Calabria, tranne che sottrarre risorse economiche al già debole, precario e singhiozzante sistema sanitario. Siamo veramente messi male se a questo si aggiunge, tanto per fare un esempio di come funziona la sanità in Calabria, che il commissario Cotticelli, proprio ieri, all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale, ha denunciato un enorme flusso di denaro finito nei portafogli dei privati ed ancora che la Calabria, da oltre 10 anni, ha ricevuto e riceve dal governo centrale finanziamenti finalizzati all'edilizia sanitaria e alla innovazione tecnologica per oltre 1 miliardo e 600 milioni. Una montagna di denaro ferma, bloccata, inutilizzata e che servirebbe come il pane sia per la messa in sicurezza dei presidi ospedalieri che per le case della salute e magari anche per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. Beh, poveri noi. La pagina politica adesso con l'appuntamento domani delle primarie per la scelta del segretario nazionale del Partito Democratico, le attese per conoscere i dati sull'affluenza, elemento che già fornirà uno spunto per il dibattito e una valutazione del consenso di un partito chiamato a rinascere, che però sopravvive tra le polemiche. Vediamo. La pagina politica di oggi è dedicata al Partito Democratico, che domani è atteso da un appuntamento importante, l'elezione del nuovo segretario nazionale. Non un passaggio di poco conto, perché significa futuro. I seggi apriranno dalle 8 alle 20, si prevede una buona affluenza di votanti in Calabria, almeno così dicono i dirigenti del partito. È indubbio che qualsiasi risultato maturi il giorno dopo sarà occupato dalle polemiche. È una costante nel PD, è stato sempre così ed è difficile che si cambi registro, eppure questa consultazione è importante, come dicono quelli che masticano di politica, è una sorta di ultimo appello, rinascere o morire. Quale delle due pulsioni avrà la meglio? Lo sapremo nella tarda serata di domani.
In Calabria poi si gioca, come sempre del resto, la solita partita nella partita, nel senso che l'unità sempre agognata, ma mai realmente inseguita, sta da un'altra parte e le componenti, da sempre in lotta fra loro, si daranno battaglia per dimostrare di essere gli uni contro gli altri i depositari delle nuove istanze del partito. Ma in questo contesto, con la crisi che attanaglia il partito, continuare ad agitare la scimitarra non è la migliore delle soluzioni, perché il rischio è di perdere il contatto con la realtà che in questo particolare momento storico ci restituisce un PD, se non in agonia, quasi. È fissata per il prossimo 6 marzo la deadline della tendopoli di San Ferdinando. Questa è la data scelta per l'avvio dell'operazione dello sgombero, che genera dubbi da parte del sindacato USB, che si interroga sul futuro dei migranti. Vediamolo. La notizia è questa: il 6 marzo chiude la baraccopoli di San Ferdinando. Bene, anzi benissimo. Adesso dovrà essere definita l'operazione nei dettagli e questo spetta alla questura di Reggio Calabria. Certo non è la prima volta che si annuncia lo smantellamento della vergognosa sistemazione dei migranti, ma poi non se n'è fatto nulla. Questa sarà la volta buona? Speriamo sia così. Il guaio è convincere i più riluttanti a spostarsi da questo luogo. Ciò significa che l'operazione sgombero non si preannuncia, diciamo, semplicissima. Comunque vada però, la decisione è stata assunta e non si potrà tornare indietro. Il sindacato USB è la sola voce fuori dal coro. Non convince la fretta con la quale si vuole procedere, né tantomeno l'alternativa offerta ai migranti. Il sindacato si chiede: ma questa gente andrà ad affollare i centri di accoglienza? E quali, visto che il governo giallo-verde ha in programma di cancellarli? Insomma, ancora tutto da vedere, anche se resta ferma la volontà delle istituzioni di cancellare questo orribile e incivile ghetto, cosa che avverrà, lo ripetiamo, il prossimo 6 marzo. Adesso a Vibo Valentia per il forum del terzo settore che si dà un nuovo assetto. Vediamo. Il forum del terzo settore, preso atto delle trasformazioni normative attuate, si dà il nuovo assetto anche in provincia di Vibo Valentia e si riorganizza. Nel corso dell'assemblea tenutasi presso la sede del CSV, Centro Servizio per il Volontariato, le associazioni hanno eletto il coordinamento ed il portavoce provinciale. Per il forum del terzo settore della provincia di Vibo Valentia è stato eletto per acclamazione Giuseppe Conocchiella. Cosa significa essere il portavoce del terzo settore in questo territorio? Essere capace di trovare gli interlocutori che hanno in amore e vogliono il bene del territorio e quindi utilizzano i fondi che sono definiti per legge nazionale e europea al terzo settore che nella realtà che sopperisce a livello nazionale sul territorio a tutte quelle che sono le esigenze dei più deboli, dove ognuno dà la sua prestazione in modo gratuito e in cambio di nulla se non quella della soddisfazione, un sorriso o di una stretta di mano. Si allarga, il forum del terzo settore della Calabria sta facendo uno sforzo notevole per dare a ciascun ambito territoriale della Calabria, che lavorerà per dare servizi ai cittadini più deboli, minori, anziani, disabili, tossicodipendenti e chi più ne ha più ne metta, per dare ad ogni ambito territoriale un forum che possa collaborare per le istituzioni, per dare servizi e dignità ai calabresi. Peraltro purtroppo la nostra regione Calabria ha una spesa pro capite per cittadino in difficoltà tra le più basse d'Italia. Quindi è un lavoro da fare, io sono molto contento che stasera riparte di nuovo il forum di Vibo Valentia e andremo avanti, che siamo presenti ormai in molti ambiti territoriali della Calabria. Da Vibo a Cosenza, dove il lutto nel mondo della cultura si è spento nel pomeriggio, lo storico Coriolano Martirano. Vediamo. Resteranno i suoi scritti, mancherà il suo sorriso. Si è spento nel pomeriggio a Cosenza Coriolano Martirano, intellettuale, storico, sognatore, come gli scrittori autentici sanno essere. La vita dedicata alla ricerca, al rigore della stessa, i libri che resteranno a raccontare di una terra, la nostra, che amava profondamente. Ma è schivo, conversatore raffinato, il suo pensiero sulla cultura era vivo, concreto, doveva essere servizio per la società e pertanto era sempre
sempre in prima linea. Ha vinto numerosi premi letterari, maestro del lavoro, segretario perpetuo dell'Accademia Cosentina. Per la sua attività culturale gli è stato conferito il premio Pilerio del Comune di Cosenza a nome di tutta la città. Nei nostri archivi le trasmissioni in cui ha raccontato con passione la storia della città dei Bruzzi agli stessi cosentini. La notizia rimbalza sui social, la tristezza e sentimento diffuso di ore in cui la morte interrompe la vita. E restiamo a Cosenza. Quando la giustizia diventa ingiustizia può distruggere la vita di persone e famiglie. Il caso Tortora, uno dei più eclatanti errori giudiziari. Incontro a Cosenza sui temi legati al processo penale e ai possibili risvolti di un'applicazione errata delle regole. Vediamo. Quella che ha coinvolto Enzo Tortora è una vicenda umana prima che giuridica, che ne compegna molte altre, che racchiude in sé tutti quegli errori giudiziari di cui forse neanche ci accorgiamo, ma che descrive in maniera chiara tutte le distorsioni e i pericoli in cui si incorre quando il pregiudizio prevale sulla regola. Questi i temi trattati nell'evento organizzato a Cosenza dalla Camera Penale dal titolo Ingiusto processo, dove eravamo rimasti. In una sala gremita della Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza si sono affrontati i temi che riguardano il processo penale, partendo dalla vicenda di Tortora, che rappresenta l'emblema di una giustizia ingiusta. Un monito per tutti gli operatori del diritto, per la collettività, per chiunque intenda comprendere i valori coinvolti nel processo penale. Diverse le considerazioni degli operatori della giustizia, a partire dal presidente dell'Ordine degli Avvocati Vittorio Gallucci. È molto toccante anche l'intervento della compagna di Tortora, Francesca Scopelliti, che torna nella sua Calabria sempre volentieri. Trovo il cuore della mia terra, perché vedo tutti voi, perché sento parlare con un linguaggio che è il più corretto che si possa avere parlando di Enzo. Il suo messaggio un monito verso la politica e quindi anche verso l'opinione pubblica. Avete rappresentato, ognuno con il proprio intervento, una somma che rappresenta tutta la completezza della vicenda di Enzo. Io finora pensavo davvero che la politica avesse raggiunto il massimo, non riuscendo a fare tesoro della vicenda di Enzo, ad analizzarlo quasi come un caso clinico per trovarne le cause e trovare poi i rimedi. Ma oggi devo dire che mi accorgo che non c'è fine al peggio e quindi oggi più che mai è necessario un impegno collettivo, perché ha ragione, credo che l'abbia detto l'avvocato Gallucci, questo libro non lo devono leggere solo gli avvocati, questo libro deve essere un libro di tutti, meglio ancora se dei magistrati, meglio ancora se lo leggono i magistrati come esame per accedere al concorso, ma io lo dico sempre, ci deve essere un po' una coscienza civile maggiore. Noi molte volte davanti a un arresto non ci chiediamo forse innocente, facciamo spallucce fino a quando non ci riguarda e magari c'è anche una parte di società che per colpa di una certa politica è diventata anche forcaiola e giustizialista e che quando sente la notizia di qualcuno che viene arrestato dice ma chiudetelo in galera e buttate le chiavi. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Una bottiglia con liquido infiammabile e un accendino lasciati accanto alla porta d'ingresso della casa al mare del sindaco di Roccabernarda Nicola Bilotta, eletto nel 2017. L'intimidazione scoperta dal personale di una ditta di vigilanza notturna che ha avvertito i carabinieri. Dal 6 febbraio scorso nel comune di Roccabernarda è in corso un accesso antimafia disposto dal prefetto di Crotone su delega del ministro dell'Interno. È accusato di aver tenuto segregata la moglie in casa per 3 giorni a Castrolibero. L'uomo nei giorni scorsi è finito ai domiciliari con l'accusa di sequestro di persona. Era stata lei a chiamare i carabinieri, ora è lui a denunciare la moglie per simulazione di reato. L'uomo sostiene che dopo 25 anni voleva lasciarla e che lei abbia simulato il finto sequestro per ripicca. Se avesse davvero voluto sequestrarla, sostiene, non le avrebbe lasciato il telefonino con la quale la donna ha chiamato i militari.
Aveva nascosto 170 grammi di cocaina all'interno della sua auto. L'uomo, 35 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri a Corigliano Rossano con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Insospettiti dall'atteggiamento del 35enne, fermato ad un posto di blocco, i militari hanno perquisito la macchina e trovato 2 involucri sigillati contenenti la droga. Trovato senza vita dalla polizia a Reggio Calabria il corpo di una guardia giurata, l'uomo era riverso per terra nella sua abitazione, ferito mortalmente da un colpo di pistola. Al vaglio degli inquirenti la ricostruzione dei fatti disposta all'autopsia. Carabinieri aggrediti da parcheggiatori abusivi in via Mirante a Soverato. I militari sono stati spintonati violentemente da 2 giovani extracomunitari che si sono dati alla fuga, ma sono stati bloccati da una pattuglia sopraggiunta sul posto. I 2, un 20enne e un 22enne, dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Lotta ai tumori, l'appuntamento annuale a Cosenza della Fondazione Lilli. Vediamo. Oncologia e rete di servizi, attualità e prospettive. Il convegno in corso di svolgimento nella Sala Quintieri del Teatro Rendano di Cosenza, in programma per la 15ª edizione del convegno oncologico organizzato dalla Fondazione Lilli Funaro Ollus. È una delle tante iniziative che la Fondazione organizza annualmente, un evento divenuto ormai un appuntamento abituale per gli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto per tutti coloro che desiderano tenersi al passo con la ricerca scientifica. Apre di fatto la primavera della solidarietà, questa rassegna che riguarda il convegno scientifico, l'annuale appuntamento con la ricerca, la destinazione delle borse di studio per i giovani ricercatori. Le cifre che raggiungeremo quest'anno con le borse assegnate ci permetterà di raggiungere la cifra di 170.000 euro e la primavera continuerà con i concerti solidali, sempre qui al Teatro Rendano, il 15 marzo con Neri Marco Re e il 21 marzo sempre al Teatro Rendano con Luca Carboni. Sono appuntamenti importanti per sensibilizzare l'opinione pubblica, per stimolare quindi una ricerca fattiva qui nel nostro territorio. Una tavola rotonda basata sul confronto e sui dati aggiornati della ricerca scientifica. Si parla di attuazione della rete oncologica in Calabria, verificando quali azioni sono state poste in essere e quali obiettivi sono stati raggiunti. Il responsabile scientifico del convegno è il dottor Domenico Migaldi e ha visto la partecipazione di numerosi relatori specializzati nel trattamento delle patologie tumorali. La medicina è in grande evoluzione, che la medicina italiana è fra le prime nel mondo, io direi in alcuni settori la prima nel mondo, e non c'è bisogno più di andare all'estero, e che la medicina deve essere svolta e deve essere spiegata anche alla popolazione che ne possa usufruire. Siamo allo sport, un'ampia pagina sportiva, cominciamo dal calcio e dalla Serie B. Nel pomeriggio, come sapete, la partita del Crotone che ha pareggiato a Padova. Vediamo. L'avevano definita la partita della vita i tecnici Bisoli e Stroppa. Il pareggio a reti bianche mantiene intatte paure e speranze. Una giornata in meno e solo un punto in più a testa, che può voler dire sopravvivenza in attesa di un'accelerazione decisiva o agonia se la media punti nelle prossime 10 partite continuerà ad essere così bassa. Primo tempo equilibrato con poche occasioni da rete. Bakovu sembra ispirato, ma i padroni di casa non lo assecondano. Per gli ospiti Golemic e Rodien creano scompiglio in area veneta, ma niente di più. La ripresa è più vivace ed è il Padova a rendersi pericoloso in qualche circostanza, non riuscendo però a superare Cordaz. Paradossalmente, la squadra di Stroppa acquista sicurezza e capacità di offendere dall'espulsione di Sampirisi in poi. In 10 contro 11 calabresi riescono a tenere a bada le sfuriate degli 11 di Bisoli e a ripartire in contropiede in modo ordinato e tenendo sempre in tensione la difesa biancoscudata. Nel finale, occasione per l'ultimo acquisto dei Veneti, Cocco di testa manca di poco il bersaglio, finisce 0-0 e il Crotone alla fine tira un sospiro di sollievo. Siamo invece al Cosenza, fatale un'autorete di Dermaco allo Zaccheria di Foggia. I silani hanno dominato la gara sciupando una ghiotta occasione con Mungo. Vediamo.
Una sconfitta evitabile che non compromette il cammino del Cosenza, ancora al riparo dagli assalti delle inseguitrici, ma amareggia i rossoblù che avrebbero voluto lasciare lo Zaccheria con un altro risultato utile dopo le 3 vittorie consecutive. L'indisponibilità di Bittante, convocato ma non utilizzabile, la condizione non eccelsa di Izco e la volontà di limitare il raggio d'azione di Kragl, giocatore determinante sulla fascia, portano Braglia a dirottare Baez sulla corsia destra in un inedito centrocampo con Mungo e Garritano ai lati di Palmiere. Tra il dire e il fare, 2 episodi decisivi nei primi 20 minuti. Il primo, la palla gol costruita da Maniero e Tutino e fallita da Domenico Mungo, bravo a chiudere lo scambio ma sfortunato nell'impatto con il pallone a pochi passi dalla porta difesa dalle ali. Poi, dopo l'altra conclusione del centrocampista calabrese, finita al lato, il calcio di punizione battuto dallo specialista Kragl, rimbalzato sullo stinco di Dermacu e finito nella porta di Perina. Vantaggio pugliese viziato dalla posizione irregolare di Iemmello al momento della battuta, circostanza però non ravvisata dall'arbitro Maggioni. Da qui in poi un'altra partita, sia nella parte restante del primo tempo che nella ripresa, con il Cosenza costantemente presente nella metà campo rossonera e i padroni di casa intenti soltanto a chiudere ogni spazio ai lupi, protagonisti di un assedio sterile nonostante i cambi effettuati dal tecnico Braglia. Un assedio continuo e insistito che non ha cambiato il corso della serata. Per i lupi, delusione e rammarico, sensazioni però da mettere da parte al più presto per trasformarle da lunedì nella rabbia agonistica indispensabile per affrontare sabato prossimo a Marulla la capolista Brescia. Abbiamo fatto una buona gara, poteva finire meglio, perché rivedendo anche il gol che hanno fatto il Foggia mi sembra che ci sia fuori gioco, almeno dalle immagini che abbiamo noi, però dobbiamo accettare il risultato e guardare avanti, ci mancherà. Secondo tempo non abbiamo mai rischiato niente, abbiamo sempre gestito la palla noi, il problema è che non siamo stati molto incisivi. Perciò poi alla fine il Foggia si è abbassato con tutti e non era facile nemmeno trovare spazi. Però abbiamo cercato di far giocare i ragazzi che non avevano giocato. Abbiamo cercato di mettere in campo anche ulteriori energie. Il problema è che è andata come è andata. Abbiamo preso un gol balordo su una punizione che si poteva evitare perché era girato, e poi da lì e poi è chiaro, una squadra si difende, riduce gli spazi e non è facile poi, non è facile trovare la via del gol. Serie C, Regina Arrende si giocherà in posticipo lunedì sera, mentre domani scenderanno in campo in trasferta Catanzaro e Vibonese. Vediamo. In Serie C, in attesa del derby in posticipo fra Regina e Arrende, domani scenderanno in campo Catanzaro e Vibonese, 2 trasferte delicate per le calabresi. La squadra di Auteri affronterà il Bisceglie cercando di proseguire nel cammino promozione. Incontriamo una squadra tosta che concede poco, che ha molta fisicità, dove sarà anche una gara dove l'impatto agonistico è molto importante e dove le condizioni del terreno di gioco annullano qualsiasi tipo di contenuto tecnico, perché non è certamente un terreno di gioco, quindi dovremmo avere una faccia sporca, una faccia dell'agonismo, della realtà che andremo a trovare, ci dovremo adeguare e quindi è una partita difficile per questi motivi. Mentre i rossoblù di Orlandi se la vedranno con la Virtus Francavilla, reduce dalla sconfitta rimediata a Lorenzo di Rende, 2 crocevia in ottica play-off. Domani, domenica di Carnevale, la più famosa delle maschere calabresi, Giangurgolo, al Rendano di Cosenza alle 18. Il personaggio riportato a teatro da Max Mazzotti e da Libero Teatro. Vediamo. Dove siamo? Qui si tratta il gioco di me, mi chiama buffone qui! Mi sta mancando! Fammi una Max Mazzotta domani al Rendano di Cosenza, di scena Giangurgolo, il principe di Danimarca, per Libero Teatro. Una storia che è una storia calabrese quasi proiettata in Europa, no? Ci sono questi 2 personaggi improbabili che si incontrano sul palcoscenico. Il pubblico cosa deve aspettare? Mi piace questa cosa che hai detto, cioè è la Calabria che incontra l'Europa, in questo caso in maniera veramente molto
assurda, particolare, perché una è la commedia dell'arte italiana, calabrese, Gian Gurgolo che è la nostra maschera, l'altro è l'Amleto di Shakespeare e siamo in Inghilterra. Gian Gurgolo che è un capitano ed è un capitano calabrese, cioè quindi uno sbambone, uno che parla a sproposito, un vigliacco, un codardo, uno che non avrà mai un esercito e uno che prendeva in giro appunto i capitani spagnoli dell'epoca. E questi due personaggi, questi due codardi a modo loro, a modo diverso, cioè, mi hanno fatto vedere una strada, ecco, una via un incontro. Poi il teatro chiaramente fa il suo. Ed è davvero tutto. Prima di salutarci però vediamo le previsioni del tempo. È in atto la fase di peggioramento che abbiamo preannunciato nei precedenti aggiornamenti. Una modesta saccatura nord-atlantica è scivolata lungo lo stivale, rendendosi attiva proprio sulla nostra regione, in particolare sui versanti tirrenici. Domani nuvolosità variabile a tratti intensa su Alto Tirreno Cosentino, su Catanzarese, Vibonese e Reggino, con possibili brevi piovaschi, tendenza a miglioramento in serata con ampie schiarite. Temperatura stazionaria in locale lieve aumento. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti deboli occidentali sul Tirreno con mare poco mosso. Poco mosso anche lo Ionio, tranne il settore crotonese, ancora localmente mosso per venti deboli o al più moderati settentrionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento.